Di questo sciopero ne avrebbero fatto volentieri a meno e si scusano con i pazienti per la giornata di disagi, ma medici, veterinari e dirigenti sanitari hanno deciso di scioperare a livello nazionale per 24 ore, anche in Veneto, per denunciare tutto ciò che non va nel settore. Blocco del nostro contratto da 10 anni, dal definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, dalla privatizzazione crescente del sistema pubblico del Servizio Sanitario Nazionale e regionale, una mancanza di giovani medici all'interno degli ospedali, la mancanza di borse di studio che consenta un ricambio, o meglio un'insufficienza delle borse di studio che consenta un ricambio generazionale. Il Veneto rimane orgogliosamente una terra d'eccellenza anche nel campo della sanità, ma, denunciano i manifestanti, dopo 15 anni di tagli a livello nazionale la situazione sta diventando difficile anche qui. La sanità veneta lavora bene, ci cerca di migliorare continuamente, ma mancano i soldati. Mancano le persone, la gente purtroppo non viene a lavorare. I turni di lavoro sono massacranti, c'è gente che lavora sempre di più. Il sistema sanitario del Veneto è sicuramente classificato come un'eccellenza. Peccato che abbia avuto una perdita in questi ultimi anni di 1.300 medici su 7.000 che lavorano a livello degli ospedali. E questo causa anche una penalizzazione per quelli che sono rimasti a lavorare. Infatti sempre più negli ospedali ci sono medici che girano a fare prestazioni soprattutto per anestesia, rianimazione, pronto soccorso, pediatria e ginecologia in altri posti in carenza. La sede dell'azienda Zero a Padova è il teatro della manifestazione regionale, ma il messaggio è diretto a Roma. Finanziamenti, assunzioni e rinnovo del contratto sono le 3 richieste principali al governo per migliorare il servizio ai cittadini. In un periodo in cui si parla di reddito di cittadinanza abbiamo delle persone, in Veneto sono 350.000 che rinunciano a curarsi e questo secondo noi è molto grave.